in collaborazione con A Savarna di Ravenna un museo etnografico della civiltà contadina, ma si tratta davvero di un museo complesso e completo, con utensili che raccontano gli anni '20 in campagna, ma non solo, perché si parla anche di collezioni particolari, il tutto in un casolare dell'Ottocento. Una fiera che ha rappresentato la storia di una città, la Fiera del Santerno di Imola. Da quel lontano 1947 oggi si declina in altre formule specializzate, come ad esempio la Fiera Agricola del Santerno, ma le radici sono in quel lontano inizio che viene raccontato in immagini e testimonianze in un volume realizzato da Alessandra Giovannini tra foto d'epoca, commenti, ricordi. Gli agricoltori europei sono tornati a Bruxelles per manifestare il loro dissenso sulle proposte contenute nella nuova politica agricola comunitaria che scatterà a partire dal 2027. 10.000 agricoltori provenienti da tutta Europa in rappresentanza di tutte le associazioni del settore primario hanno sfilato nella capitale belga per chiedere alla Commissione di rivedere molti punti che potrebbero penalizzare le produzioni di qualità. A fine 2025 il comparto dell'Ambrusco porta a sintesi un'annata che è stata caratterizzata da una flessione produttiva, oltre ad affrontare i mercati difficili del vino. Continua il nostro percorso tra le tradizioni e le memorie contadine, ma quello che incontriamo oggi è un vero e proprio museo del patrimonio culturale italiano, con tanto di certificazione del Ministero della Cultura, ma soprattutto con tanto di passione da colui che lo ha realizzato nel tempo. Si tratta di Romano Segurini, ci troviamo a Savarna, la provincia è quella di Ravenna, è il museo etnografico Arti e Mestieri Sguri, che sarebbe il suo soprannome, perché quando si parla di tradizioni contadine si parla anche il dialetto e c'erano i soprannomi, giusto? Sì, Sguri esattamente è il fratello del babbo, che era Mingherlino, quindi è un diminutivo di Sgurin, che è il soprannome della famiglia. Intanto cominciamo qui dall'Aia, ad accoglierci ci sono galli e galline che vivono la loro vita fino alla vecchiaia e questo mi sembra già un inizio molto bello per la vita di campagna, però dicevo c'è anche una raccolta di meridiane. Sono state realizzate da un artista, tale Luigi Berardi, che aveva il proprio laboratorio a Sant'Alberto, che ultimamente non ha più, ecco. Quindi non sapeva dove collocare queste meridiane orizzontali, e siamo amici e le ha collocate qui. Io non so se l'ho detto, siamo nella campagna ravennate dove tra l'altro la vicinanza con le valli racconta di una civiltà palustre, non per nulla l'Aia si è arricchita di due capanni in canna palustre, c'è il capan e la capana che sono stati ricostruiti dal maestro d'ascia Alvaro Agostini. Erano diffusi in queste zone, ma lei ha creato in ognuno di loro una parte. Ad esempio in quello di fronte a noi, Romano, che cosa troviamo dentro? Tutto ciò che si richiama proprio alla civiltà palustre, alla valle. Prevalentemente nella capanna, in dialetto capuna, femminile, ci sono i richiami di valle, quelle fatti con cannuccia valliva, delle gabbiette che servivano come contenitori per gli uccelli quando andavano a capanno e tante altre attrezzi. Quella è stata fatta da Agostini Alvaro, det Parulette. Anche qui andiamo di soprannomi. Poveretto, che lui
avevo oltre 80 anni quando abbiamo iniziato questa avventura e gli mancava un occhio, quindi aveva solo un occhio. Non ho mai usato né metro né livella né qualche altro strumento diabolico per fare tutta la struttura, che era prevalentemente pali di castagno o di acacia. Allora, io direi che ci possiamo incamminare, perché poi qui basta guardare destra e sinistra. Qua ad esempio c'è la parte, diciamo, il basso della casa contadina, dove c'era la porcilaia, il forno, dove c'era la legna, dove c'era addirittura il pollaio. Qui a sinistra lei ha costruito delle bacheche che già ci rimandano diversi attrezzi. E qua arriviamo al capanno maschile, giusto? Cappone, Ecco, cappone. il cappone. Io adesso L'accento un po' di- molto francese. il mio dialetto e il mio francese sono inesistenti. Allora, io direi che possiamo proprio provare a entrare, Romano, per raccontare che cosa ci ha messo dentro. Qui c'è un purpurì di cose che vanno dai cesti per raccogliere l'uva alle pidere per travasare il vino, pidere in rame, in metallo, in legno. Poi ci sono due contenitori Ecco, quelli che vediamo sopra la nostra che testa sono, proprio. pelli di caprone che venivano riempite, la parte pelosa faccio notare che è all'interno, quindi non so, Quindi il vino stava a contatto stava con la parte scontato pelosa. con la parte pelosa, quindi non so dal punto di vista igienico. Ulteriore cosa è questa collezione di vini abbastanza datati, metà anni 50, di cui la caratteristica è che devono avere l'etichetta leggibile e una data di imbottigliamento. Cioè, praticamente ci sarebbe da fare, non dico un servizio, ma una puntata su ognuna di queste bottiglie, perché ognuno racconta un'etichetta, una storia, un'epoca e appunto anche stili di vita. E tra l'altro vorrei anche aggiungere che non è l'unica collezione particolare all'interno di questo museo, perché ad esempio io sono entrata in una stanza e ho visto una collezione di abiti da scena. Un altro amore incredibile che ha Segurini è quello per i libri d'arte e i quadri. Quindi anche in questo caso si entra in degli spazi museo che insieme agli attrezzi che raccontano la vita di campagna si richiamano poi alla campagna in quanto magari arte figurativa spesso del territorio romagnolo, mentre con i libri d'arte spazia dappertutto. Tra l'altro per quello che riguarda il vino ci sono addirittura delle confezioni integrali come questo, ma addirittura delle bottiglie nascoste in dei libri. Un'ottima idea di marketing e design da riprendere, giusto Segurini? Sì, convengo. Un Barolo che potrebbe, Sì. chissà, 1947, andiamo un po' indietro nel tempo, ma potrebbe anche. Tra gli attrezzi tanti, visto che una volta la vendemmia era una grande festa, lì c'è, io dico a gambe all'aria, invece è proprio la sua posizione, La come si, produzione corretta. come si chiama? Pistarola. La pistarola cosa pistavano? Lì venivano messi i grappoli di uva e le donne a gonne alzate, evidentemente, pigiavano l'uva. Il Era mosto molto usciva dai buchi, dei ma nel buchi. frattempo gli uomini erano molto attenti. Sì, c'erano dei momenti di sbandamento. Perché insomma, dalla nobiltà del vino, diciamo, alla vita quotidiana di tutti i giorni, ci siamo spostati all'interno del basso dove è ricostruita un'intera cucina, un'intera casa contadina, diciamo, nei suoi spazi di servizio. Qui ci troviamo nel bagno, ma c'è un'altra collezione appesa al soffitto, i vasi da notte che hanno costituito davvero un'epoca molto lunga nelle campagne. Io me le ricordo, perché io sono datato. Ma sono particolari, in ceramica, Sì, in qualche dono in metallo. sì, tutti diversi e sono alcuni addirittura hanno un aspetto quasi nobile. Beh, sì, ma c'è qualche vaso inglese che sono un po' chic.
La cucina è sempre pronta per ospitare eventi, anche perché con questa bella associazione Il Lavoro dei Contadini davvero se ne fanno tante, però se voi guardate, cioè coi miei occhi, che ahimè non sono i vostri, ma Davide sicuramente farà ancora meglio della mia vista, vedete ovunque degli oggetti tra l'altro meravigliosi, rami, paioli e altri oggetti, fiaschi di tutto di più, le antiche misure in vetro, abbiamo una raccolta di macchine da caffè, abbiamo i fusi che poi qui abbiamo anche la stanza dei telai e quindi c'è tutto un richiamo a quelli che erano gli attrezzi di cucina, con alcune singolarità, perché come abbiamo ribadito tante volte, insomma, il contadino, diciamo così, era avanti e quindi aveva quelle piccole invenzioni che oggi sembra che scopriamo la luna, invece scopriamo l'acqua calda. Come ad esempio questa, Romano, che cos'è esattamente? Volgarmente detto è una trappola per mosche, Per- in romagnolo muscaruola. perché c'ha il buco. C'ha un buco, è leggermente sollevata rispetto al piano, di lì entrava la mosca perché è richiamata da acqua leggermente zuccherata, non poteva uscire perché di sopra c'era Un il bel tappo di torsolo pannocchia. del grano turco e quindi si può dire che era anche molto ecologica la cosa. Esatto, quindi anche questa è un'altra idea da riprendere. Insomma, davvero c'è di tutto di più. Dobbiamo galoppare e allora a proposito di galoppare direi che possiamo andare col Calesse. Che ne dice Romano? Sì, sì. Ma questi circa quarantina di calessi, di cui è prossimo l'uscita di un catalogo di un libro, sono del periodo fine 800 e primi 900, ecco. E sono prevalentemente della Romagna, romagnoli, salvo due calessi importanti che sono del bolognese, tale Bassi e tale Gandolfi. E questo Calesse che cos'ha di speciale? Beh, intanto è un calesse cosiddetto militere, ed apparteneva alla contessa Adriana Brocchi, dalla quale nel 1996 ho comprato il caseggiato. Questo calesse molto importante perché è costruito dalla ditta Bassi di Bologna si evince dal mozzo dove dice Bassi, era considerata la Rolls Royce dell'epoca. Anche perché qui, l'ho detto all'inizio forse, però siamo in un casolare dell'Ottocento, tra l'altro i conti Rasponi erano i proprietari, quindi diciamo c'è tutta la parte che c'era in un casolare gestito a livello appunto di nobiltà e che però era proprietario terriero e quindi c'era anche tutta la parte dei lavoratori, mesadrile, eccetera, eccetera. Quindi chi lo usava? Insomma, il medico, la signora, il nobile. Il nobile non tanto perché aveva la carrozza, Ah, ecco. quindi aveva le quattro ruote, però il medico, il borghese, il piccolo proprietario, il mezzadro che aveva dei soldi, quindi Che questa aveva già era fatto era carriera. un po' la cerchia degli utenti. Tirati dal cavallo, a volte anche dall'asino. Allora, quasi esclusivamente dal cavallo. La barozza veniva trainata dall'asino, cioè l'asino trainava la barozza, sempre un due ruote, ma molto rurale. Questi erano per trasporto persone, 2 o 3 persone, mentre la barozza era utilizzata per il trasporto di cose e persone. Ecco, io vedo anche lì che c'è uno strano attrezzo che è una poltroncina che, cioè quella bisognava spingerla, non c'era. Allora, quello lì era per invalidi, infatti c'è una foto di Garibaldi a Caprera quando era vecchio e quasi immobilizzato,
che aveva una saggetta più o meno come questa. Lui la guidava da seduto e uno di dietro la portava in avanti. Allora, noi a questo punto usciamo con i nostri piedi perché non ci sono né asini né cavalli né qualcuno che spinga Garibaldi, però andiamo a raggiungere tutto l'altro pezzo della vecchia stalla, insomma, perché tra l'altro è un momento particolare in cui ci sono anche mostre speciali, addirittura mondiali. Qui ogni porta che si apre e che si varca è come una porta magica che fa entrare in un altro mondo e tra l'altro gli oggetti davvero sono miriadi. Vedete che ad esempio qui siamo forse nella parte più ariosa e più vasta di tutto il museo, ma chi ce l'ha il tempo per raccontare tutto? Perché qui gli oggetti della collezione comprendono utensili da cucina usati per altri lavori domestici, gli attrezzi agricoli fondamentali e quelli del lavoro artigiano. Poi ci sono tutte le singole collezioni. Qui attorno, dicevo, ci metteremo quanto il tempo che lei ci ha messo a collezionare tutti questi oggetti, perché dietro vedo addirittura che c'è una cucina, qui ci sono le bacheche. Allora, facciamo così, ci diamo appuntamento, facciamo una piccola rubrica, la rubrica della memoria che continua nel tempo, perché adesso dobbiamo cedere la linea a una piccola pausa, però noi ci vediamo nel finale.